Macerata, un uomo di 64 anni, Silvano Santi, è morto dopo aver litigato con il ladro della bici del figlio, che ai nostri microfoni chiede aiuto per fare chiarezza sulla vicenda. Morta all'ospedale di Treviso una bambina di 11 anni, residente a Belluno. La piccola si trovava a San Pietro di Cadore dalla nonna quando ha accusato un malore, risultato fatale. Aveva scippato una passante a Villorba 12 anni fa e per questo era stato condannato a 2 anni e mezzo di reclusione. Ritrovato dalla polizia, è stato arrestato. Ha salvato la vita a un bambino di 6 anni veronese su una seggiovia in Trentino. Questo è il racconto del medico Michele Pagliaro, dermatologo al San Camillo di Treviso, eroe per un giorno. Panevin sorvegliati speciali quest'anno a Treviso, 10 quelli autorizzati, mentre è polemica sull'inquinamento dell'aria in città, il picco con i botti di fine anno. Cittadini davvero tiepidi con i saldi, in partenza domani e fino al 28 febbraio, commercio cittadino penalizzato dai colossi della grande distribuzione. Continua la polemica sui tagli ai trasferimenti dallo Stato verso i comuni della Marca. Il sindaco di Santa Lucia di Piave invoca la disobbedienza amministrativa nei confronti del governo. Contro i furti, ma non solo, Roncade stanzia nuovi fondi per l'installazione di telecamere di videosorveglianza, in arrivo occhi elettronici lungo le strade di accesso al territorio comunale. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Antenna 3, edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Partiamo dal dramma di Macerata sul Piave con la morte di Silvano Santi, colto da malore per strada dopo aver litigato con il ladro della bici del figlio, ed è proprio il figlio Michael con l'amico Ignazio a raccontarci quei drammatici momenti. Io chiedo solamente che una mano chiedo, perché alla fine era una persona per bene. Michael non si dà pace. Quella nata come una disavventura si è presto trasformata in un dramma personale e familiare. È il 31 dicembre quando la sua bici scompare nel nulla e l'amico Ignazio, qualche ora dopo, a riferirgli che autore del gesto potrebbe essere stato un ragazzino del posto di origine marocchina, un minorenne, non nuovo a quel genere di ruberie. È il pomeriggio di mercoledì, il 1 gennaio, quando Ignazio, Michael e il padre Silvano, 64enne, noto in paese anche per essere stato volontario della protezione civile, entrano nella pasticceria in pieno centro a Macerata in via Caccianiga, dove si trova il ragazzino. La bici è parcheggiata all'esterno. Praticamente io ho chiamato Michael dicendogli di arrivare subito, altrimenti non l'avrebbe più vista la bicicletta. Mi ha detto che arrivava subito, io pensavo venisse da solo, no, invece è venuto con suo padre. Sono arrivati, siamo entrati dentro in pasticceria, le hanno detto che queste cose non si fanno, l'hanno minacciato ma senza alzare le mani. Insomma, l'alterco è solo verbale, con il ragazzino che di fatto ammette le sue colpe. Lui non ha detto niente, fissava il padre del mio amico e il mio amico li fissava, non gli diceva niente, ha solamente detto non pensavo fosse tuo. Ignazio, Silvano e Michael escono così dal locale mentre i due giovani recuperano la bici per caricarla in auto. Silvano, che raccontano fosse molto scosso per l'accaduto, attraversa la strada e si dirige verso il postamat per controllare se la pensione è accreditata. Questione di pochi minuti e i ragazzi vedono che attorno all'uomo ci sono delle persone. Arriva anche il SUEM, ma per il 64enne non c'è più nulla da fare. Dico solo che mi arrivi una mano dal cielo, perché ormai non so cosa più credere. Tutto qui. Questo dunque il dramma di questo ragazzo e ora un altro dramma purtroppo che si è consumato nella tarda mattinata di oggi all'ospedale di Treviso, dove è morta una bambina di appena 11 anni residente a Belluno. La piccola si trovava a San Pietro di Cadore dalla nonna con la propria madre, che tra l'altro è medico, quando ha accusato un malore. Trasportata d'urgenza a Treviso è deceduta a mezzogiorno per arresto cardiocircolatorio, probabilmente a seguito di quello che viene definito un evento cerebrale. Ha salvato invece la vita a un bambino di 6 anni veronese su una seggiovia in Trentino. È il racconto del medico Michele Pagliaro, dermatologo al San Camillo di Treviso, davvero eroe per un giorno. Io penso che qualsiasi genitore, qualsiasi papà, come lo sono anch'io, avrebbe fatto quello che ho provato a fare io.
Medico dermatologo al San Camillo di Treviso e padre di famiglia, Michele Pagliaro, romano di origine, è stato protagonista di un salvataggio incredibile sulle piste trentine di Brentonico. Tutto avviene in pochi attimi, non appena sale su questa seggiovia accanto a un bambino veronese di 6 anni. Il bambino di 6 anni, una volta che si è seduto sulla seggiovia da 4 posti, dopo aver chiuso la barra di protezione è scivolato sotto e mi è venuto spontaneamente di afferrarlo per il bavero. In quel momento chiaramente ho cercato anche di allertare le seggiovie gridando, purtroppo non sono riusciti a sentire, allora ho detto dentro di me, non so come, però mi è venuto da pensare al fatto che bisognava tutelare al massimo la vita del bambino. Pagliaro a questo punto fa appello alle sue migliori energie, per 4 interminabili minuti lo trattiene per il bavero della giacca. Quindi ho cercato di tenerlo il più possibile finché non arrivavo al punto più basso, perché ho detto lo lascerò nel punto più basso dove siamo pochi metri, male che va. Avrà una frattura, avrà qualcosa e così è andata, piuttosto che tenerlo fino a su non ce l'avrei fatta. Nel frattempo l'uomo continua a urlare e finalmente qualcuno si accorge di quello che sta succedendo in seggiovia. Poi fortunatamente urlando, e si sente anche dalla voce che ancora purtroppo sono un po' afono, mi hanno sentito dei maestri di sci, quindi nel punto più basso loro si sono avvicinati, io l'ho tenuto e l'ho mollato, in modo tale che poi loro gli hanno fatto con le schiene da cuscinetto. La caduta viene così attutita, immediati soccorsi con il bambino che viene portato in elicottero al Santa Chiara di Trento, dove gli viene riscontrata una frattura alla tibia e al perone sinistri. A Pagliaro arriva il grazie dei genitori del bimbo e appena diffusa la notizia le congratulazioni dei colleghi del San Camillo, resta un'emozione fortissima. Ancora sono emozionato per la cosa perché sinceramente non ho neanche dormito stanotte, perché comunque dentro ti dà un senso indescrivibile di contentezza e di appagamento. Aveva scippato una passante a Villorba 12 anni fa e per questo era stato condannato a 2 anni e mezzo di reclusione per violenza privata e rapina aggravata. Ci sono volute ricerche serrate da parte degli investigatori, della squadra mobile di Treviso e del commissariato di Conegliano per rintracciarlo, ma alla fine l'individuo, un 54enne italiano, è stato trovato e arrestato in un'abitazione di San Vendemiano dove era andato ad abitare con la compagna. Non ha opposto resistenza ed è stato dunque condotto in carcere a Treviso. Ci avviciniamo alla notte dell'Epifania e inevitabili sono le polemiche sull'accensione dei Panevin. A Treviso sono 10 quelli autorizzati, ma anche sorvegliati speciali da sindaco, assessori e consiglieri. Vedevamo molto difficile non autorizzarli ed era anche contro il nostro mandato. Lo abbiamo fatto con regolarità, saremo presenti almeno un assessore, il sindaco o un consigliere comunale in ogni Panevin per vigilare che tutte le dotazioni siano fatte in maniera corretta. Panevin sorvegliati speciali quest'anno a Treviso, 10 quelli autorizzati, nonostante come ogni anno si innalzi come lo smog la polemica sull'inquinamento dell'aria in città. Questi sono i grafici dell'inquinamento a Treviso in pieno centro e lungo il Put e come si vede l'innalzamento è arrivato con i botti di fine anno, anche se si respira peggio dentro le mura rispetto al circuito esterno. Ora si attende il post-roghi dell'Epifania. Il picco di solito dura le prime 2 ore dopo l'accensione ed ha un rientro all'interno dei termini di legge entro le 4-5 ore. Questo dipende chiaramente dalla pressione atmosferica e in caso della piovosità. Non è previsto pioggia, quindi pensiamo che verso le 2 o le 3 di mattina sia tutto tornato nella norma, come è avvenuto peraltro l'anno scorso. Resta comunque l'alto livello delle concentrazioni di PM10, come segnalano i numeri rossi in questo cartello, anche se in calo un elemento tipico dell'inquinamento legato alla mobilità, ovvero auto, moto e bus. Abbiamo agito abbastanza poco, ma il tempo ci ha graziato. C'è da dire però che dai dati dell'ecosistema urbano abbiamo visto un netto miglioramento del biossido d'azoto. Questo è un fattore di inquinamento molto importante, mentre le PM10 e la CO2 si sono mantenute più o meno costanti. Vediamo il prossimo anno con i primi effetti di tutto il piano caldai che abbiamo fatto quanto all'interno del Comune di Treviso noi riusciremo a migliorare la nostra situazione. Dati che portano la Giunta Comunale a spingere sul completamento di progetti importanti per la viabilità comunale. Avere una mobilità veloce porta in generale a una riduzione dell'inquinamento, perché la mobilità lenta vuol dire tante auto che viaggiano a velocità ridotta per percorsi molto brevi. Quindi bisogna agire parallelamente, fare grandi vie di comunicazione e in questo caso il Terraglio Est e il quarto lotto tangenziale sono ormai, il PUMS lo dice, sono ormai inevitabili e oltre a questo avere una mobilità lenta legata alle biciclette e avere un ripensamento o un riallineamento di quello che è il servizio pubblico, perché anche lì dobbiamo pensare a delle linee, delle rotte, degli autobus che possono consentire
l'utilizzo anche in orari diversi a un pubblico diverso. E le condizioni meteo dei prossimi giorni favoriranno proprio l'innalzamento dei valori di inquinamento, come conferma il nostro meteorologo Giancarlo Iannicelli, che abbiamo sentito per le previsioni. L'azione predominante dell'anticiclone, che continua ormai da diversi giorni, da qualche settimana, continua a garantire tempo stabile, perturbazioni lontane, quindi non abbiamo precipitazioni. Tempo stabile, dicevamo, infatti per questo fine settimana, ancora per domani, inizialmente un po' di nuvolosità, qualcosa si infiltra dalle Alpi, ma non dà nessun effetto, un po' di nuvolosità stratificata e nulla più, poi prevale il sole, così pure domenica. Ma possiamo dire che anche tutta la prossima settimana sarà all'insegna del tempo stabile. L'anticiclone però favorisce il ristagno delle masse d'aria, questo non giocherà a favore naturalmente per l'accumulo del materiale inquinante che produciamo, quindi attenzione, la prossima settimana avremo delle nebbie durante le prime ore del mattino in pianura che col passare dei giorni saranno sempre più insistenti e i venti infatti saranno molto deboli. Le temperature sono addirittura al di sopra della media, valori massimi 8-10 gradi, valori minimi che per adesso si assestano intorno ai 0 gradi, qualche decimo sotto i 0 gradi, però nulla di più. E l'alta di aria che è previsto da poco mosso, localmente mosso. E domani inizia anche il periodo dei saldi per il Veneto, che dureranno fino al 28 di febbraio. Ma i saldi sono ancora l'occasione dell'anno per fare un buon affare? L'abbiamo chiesto oggi ai tanti che si soffermavano lungo le vetrine di Calmaggiore. Domani cominciano i saldi. Pronto? Sì. Lei è pronto con il portafoglio, la moglie e con le idee? L'ha già fatto, per la verità. Quindi non avete aspettato i saldi? No, non abbiamo aspettato i saldi. Perché? Era già conveniente o perché ormai... oggi è giornata libera, per cui abbiamo deciso di venire oggi. Cittadini davvero tiepidi con i saldi. Sarà la temperatura, ma la corsa a quell'oggetto raggiungibile solo con lo sconto. Quest'anno dal 4 gennaio al 28 febbraio, almeno a Treviso, pare proprio non scaldi più il commercio locale, penalizzato dai colossi della distribuzione internazionale. Abbiamo dei mostri sull'online che vengono in Italia, vendono in Italia, prendono risorse in Italia e non pagano le tasse in Italia. Questa è un'ingiustizia pazzesca. A Roma qualcuno non vuole vedere, nelle associazioni di categoria si parla di altro. Il vero problema è che tra poco questi grossi gruppi andranno a disperdere forza lavoro, perché la gente perderà il lavoro, perché i negozi chiuderanno, non per colpa dei negozianti che non si stanno adoperando, ma per colpa di pressioni fiscali completamente diverse. E forse anche per questo che c'è chi gli affari li ha già iniziati a fare oggi. Domani inizia. Ma ha dato un'occhiata con qualcosa? Abbiamo comperato. Indipendentemente dai saldi? No, hanno fatto i saldi. Ma se partono domani? Non possiamo dire dove allora. Saldi in bicicletta? Sì, certo, ecologico. Però i saldi partono domani? Però c'è qualche negozio che ha anticipato i tempi. Secondo lei? No, non so se è regolamentare questo discorso, però... Ma secondo lei ha senso parlare di saldi o con tutte queste offerte, con tutti questi Black Friday, con questo continuo? Mi sembra che i saldi ci sono quasi tutto l'anno per certi settori e non so se è regolare per tutti i negozianti, ma purtroppo è questo il sistema. Occasioni tutto l'anno, offerte del commercio digitale, tutto però è subordinato ad un vecchio ma attualissimo proverbio. Sui saldi suo nonno aveva scritto già una frase importante. Sì, aveva scritto chi vol no pol e chi pol non vol, e così il mondo mal va. E continuiamo in qualche modo a parlare proprio di tagli, perché torniamo sui minori trasferimenti dallo Stato ai comuni veneti e trevigiani. Da Santa Lucia di Piave arriva l'out-out del sindaco, è il momento, dice Szumski, della disobbedienza. Cominciamo a disobbedire, 500 sindaci del Veneto, che non fanno non cose clamorose perché il coraggio tutti non ce l'hanno, però cominciamo a non fare alcune pratiche burocratiche che servono solo ai ministeri romani, ai nulla facenti romani, e che però impegnano un mucchio di tempo dei nostri dipendenti che potrebbero fare altro. Inizia l'anno nella maniera più barricadera possibile il sindaco di Santa Lucia, Riccardo Szumski, da sempre poco diplomatico quando si parla della vita amministrativa dei comuni, disobbedire ai piccoli grandi adempimenti burocratici di ogni giorno, questa è la proposta. Nel mirino di Szumski ci sono i nuovi criteri adottati dal Fondo di Solidarietà Comunale che in corso d'opera a inizio anno ha tagliato 8 milioni di euro solo ai municipi veneti, diversi milioni tra i campanili della Marca. Da qui la raccolta firme promossa dall'Anci del Veneto, la
dell'Associazione dei Comuni presieduta dal sindaco di Treviso Mario Conte. Troppo poco per il sindaco di Santa Lucia, che si rivolge direttamente al collega trevigiano perché si imbocchi la strada della disobbedienza. Caro Conte, presidente ANCI Veneto, io ti faccio una proposta seria invece di rimanere lì a scrivere sui giornali che sei arrabbiato. Tanto ormai quello che dovevano portarci via dei trasferimenti sono anni che ce l'hanno fregato, per questo io non sto più da 10 anni nell'ANCI Veneto. Però possiamo dare un segnale rispetto ai taglieggiamenti che subiamo anche in questi giorni, alle differenze con le altre parti d'Italia, a cui è tutto concesso mentre noi dobbiamo fare i bravi, bravini e pagare e versare l'ultima lacrima, l'ultimo scheo. Disobbedire quindi, vediamo chi seguirà l'appello. Perché l'ora delle ciacque lei è finita, un tocco. Ora ci fermiamo per un piccolo break, torniamo tra breve. Di nuovo in diretta edizione trevigiana dei telegiornali di Antenna 3, ripartiamo da Roncade. Contro i furti ma non solo, il Comune stanzia nuovi fondi per l'installazione di telecamere di videosorveglianza. In arrivo occhi elettronici lungo le strade di accesso al territorio comunale. Per noi già un furto è di troppo, un furto o anche un tentato furto, e pertanto sono stati messi in atto tutti i possibili sistemi di contrasto verso questa forma di reato, questi atti predatori assolutamente inaccettabili. 50 occhi elettronici su Roncade, uno dei centri in cui più volte nel corso del 2019 abbiamo documentato furti nelle abitazioni. Per raggiungere questo obiettivo il Comune ha deciso di mettere al bilancio ulteriori 50.000 euro, così da proseguire per stralci i lavori di estensione nel territorio comunale della rete di videosorveglianza. Un territorio comunale molto ampio, difatti è il secondo della provincia, e quindi con tantissimi varchi. Le nuove telecamere infatti andranno a coprire tutti i 23 varchi che sono stati individuati con doppie telecamere. Ci saranno alcune telecamere di contesto e alcune telecamere specifiche per i varchi, quindi potremo controllare sia chi transita in modo tale da stabilire se l'auto è regolarmente detenuta, diciamo, sia se è assicurata e revisionata. Altre telecamere saranno invece installate nei parchi pubblici per prevenire o punire eventuali atti di vandalismo. Il nuovo sistema di videosorveglianza sarà gestito dalla polizia locale, ma vi avranno accesso anche i carabinieri. Quanto alle abitazioni più isolate, Roncade, primo comune del Veneto, ha introdotto nel 2019 dei contributi per rendere le case più sicure. Tutte sono state accolte e vedremo con un'apposita variazione di bilancio se inserirle anche il contributo nel corso del 2020. E ora apriamo la pagina dedicata a Belluno. Belluno, Feltre, ma anche la trevigiana Pieve di Soligo e poi Verona sono 4 le città venete candidate al titolo di Capitale Italiane della Cultura 2021. Lo ha comunicato oggi il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali, segnalando che entro il 2 marzo dovranno essere presentati i dossier di candidatura, in solitaria quella del comune trevigiano di Pieve di Soligo e della città scaligera, mentre Belluno e Feltre pensano a una candidatura congiunta. Sappiamo che è complicato e che i competitor hanno una levatura enorme, dicono gli assessori dei due comuni, però ci proviamo anche fosse solo per saggiare il terreno. Complessivamente le città candidate al titolo sono 44, distribuite in 15 regioni. E ora la cronaca dal bellunese, perché di Riccardo Tacconi, il commercialista milanese di 58 anni scomparso un anno fa sul Nevegal, non si sa più nulla. Appello della famiglia sui social: non ci rassegniamo, Riccardo prima o poi verrà ritrovato. Non una traccia, non un segnale. Riccardo Tacconi è scomparso un anno fa sul Nevegal e di lui non si è più saputo nulla, nonostante l'imponente macchina dei soccorsi abbia setacciato palmo a palmo il colle bellunese. Per domani la famiglia ha ordinato una messa nel santuario della Madonna di Lourdes alle 11:30. Maria Grazia, Lorella, Caterina e Gloria pregheranno e ricorderanno Riccardo e incontreranno i volontari che si sono alternati nelle ricerche. Una funzione sarà celebrata anche a Milano, dove risiede la famiglia Tacconi. Riccardo, commercialista di 58 anni, la mattina del 4 gennaio dello scorso anno indossò la sua tenuta da runner e si avviò per una corsetta lungo i sentieri del Nevegal, dove con la famiglia stava trascorrendo le vacanze. Ma a casa non fece più ritorno e dalle 16 di quello stesso giorno scattò l'allarme. Le ricerche, come mostrano queste immagini tratte dal sito del Corriere delle Alpi, proseguirono per giorni con l'ausilio di cani molecolari e droni, invano. In aprile una nuova battuta nella zona delle Ronce senza risultato alcuno.
Riccardo Tacconi venne sicuramente incrociato da 2 operai del comune che a bordo di un trattore stavano percorrendo la strada sterrata delle Ronce. Agli inquirenti dissero che l'uomo li superò salutandoli e che poco dopo lo incrociarono nuovamente sulla via del ritorno. Agli atti c'è pure la testimonianza di un cronista del Gazzettino che quella mattina incrociò Tacconi sempre nella zona delle Ronce, lungo la strada che dopo pochi chilometri sbuca sul piazzale del Nevegal. La famiglia del 58enne non si è mai rassegnata. Riccardo è qui da qualche parte e prima o poi verrà ritrovato, dice la moglie, che non si dà pace e che lancia un appello a tutti gli escursionisti. Se durante le gite si presta un po' di attenzione, forse potrà capitare di ritrovare Riccardo. La tempesta Vaia ha cambiato letteralmente il profilo dei boschi del Colle Bellunese. Molti sentieri non sono più praticabili. Forse il commercialista potrebbe essersi trovato in difficoltà proprio in una zona impervia, impossibilitato a farsi notare e a chiedere aiuto. Allarme nel pomeriggio per un incendio divampato all'interno della discarica di Acquabona tra Cortina e San Vito di Cadore. Sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco di Cortina con 2 autobotti. La discarica, gestita dall'Unione Montana, raccoglie i rifiuti dell'intera vallata. Secondo le primissime informazioni, i danni sono contenuti. Si ignorano al momento le cause dell'incendio. Ed è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Treviso un boscaiolo 70enne di La Valle Agordina, colpito da un tronco mentre faceva legna assieme ad altre persone in località Zesarola. L'incidente è accaduto poco prima di mezzogiorno. La chiamata al 118 ha mobilitato una squadra del soccorso alpino di Agordo che è stata portata in zona dall'elicottero del SUEM. Una volta recuperato, l'anziano è stato trasferito al Cafoncello con un sospetto trauma cranico e alla colonna. 4 persone, tutte originarie di Reggio Calabria, sono state denunciate dai carabinieri della stazione di Gosaldo per i reati di truffa online e ricettazione. A cadere nelle grinfie della banda un 67enne dell'Agordino che su un famoso sito aveva visionato l'annuncio della vendita di un mezzo agricolo. I malviventi avevano chiesto all'uomo di effettuare una ricarica su PostPay di 2.500 euro a garanzia del suo interesse all'acquisto. Pochi giorni dopo l'anziano era stato ricontattato dai truffatori per effettuare una nuova ricarica per il medesimo importo, dato che la precedente, a detta dei malfattori, non era andata a buon fine. Dopo aver versato i 5.000 euro, il 67enne si è insospettito, si è rivolto ai carabinieri che grazie ai tabulati telefonici sono riusciti a rintracciare gli intestatari delle carte di credito e quindi a incastrare i responsabili della truffa. Prima di salutarvi vi ricordo questa sera dopo i nostri telegiornali a 20:10 si parlerà proprio di Panevin, come abbiamo accennato durante il telegiornale, e non solo. In studio Domenico Presti, sindaco di Arcade, il comune con il principale Panevin della Marca, e Roberto Grigoletto, consigliere comunale del Partito Democratico di Treviso. Dai Panevin ai presepi, perché ora è arrivato il loro momento, vi presentiamo questa sera le natività che ci hanno inviato Bruno e Alex Comin di Asolo, Loris Buso di Salgareda e Luigi Mazzon di Maserada. A seguire, come sempre, le previsioni del tempo per domani. Una buona serata a tutti, arrivederci. The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 Noel.
Isola i cassonetti delle tapparelle con Isola Tutto. Il kit fai da te che elimina spifferi e rumori e fa risparmiare. Isola Tutto De Faveri. Bentrovati al meteo. Condizioni di alta pressione, dunque assenza di precipitazioni che persiste dal 23 dicembre e temperature significativamente oltre la media del periodo in alta montagna. Vediamo il dettaglio di sabato 4 gennaio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento con cielo al massimo poco nuvoloso dappertutto. Saranno possibili solamente foschie o nebbie sulle pianure, specie al mattino, e poi in nuova formazione durante la serata. Sarà comunque asciutto dappertutto e senza piogge. Temperature minime tra -4 e 2 gradi, valori massimi compresi invece tra 8 e 9 gradi circa. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con tempo stabile, sarà soleggiato solo con qualche addensamento sulle zone costiere. Temperature minime tra lo 0 e i 7 gradi, massime comprese invece sui 10-11 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige, anche qui sarà il sole a prevalere un po' su tutti i settori, il cielo sarà sereno, al massimo velato. Temperature minime fino a -1 grado, massime intorno a 11-12 gradi. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Isola i cassonetti delle tapparelle con Isola Tutto. Il kit fai da te che elimina spifferi e rumori e fa risparmiare. Isola Tutto De Faveri.